Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Bene, buonasera a tutti, 28esima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Ho preso un po' d'aria con questa mongolfiera, oggi ho un mal di gola e una febbre. E il prossimo anno cambiamo mezzo, credo, perché ormai siamo messi Siamo un male. po' in là con gli anni. Esatto, con me sulla mongolfiera Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli a Omar e a tutti gli E a Omar. ascoltatori. Bene, io direi di andare col primo brano perché abbiamo già il primo ospite, oggi abbiamo tanti ospiti e quindi acceleriamo un po' il tutto. È una puntata importante, no? È l'ultima della È terza l'ultima, serie, esatto, e quindi quindi assolutamente indimenticabile. andiamo col primo brano, Barbato. Ogni parola che non ho detto, per ogni gesto che non ho fatto, ogni sguardo che ho distolto, per ogni dubbio irrisolto. Ogni carezza che non ho dato, Non è Barbato. per ogni lacrima che non ho versato, ogni perdono che non ho chiesto, Andiamo col primo per ogni Sento dei Ecco forti qua. disturbi. Sì, esatto, niente, non ha funzionato il primo brano, pazienza. Allora, passiamo col primo ospite, Rossella. E diamo il benvenuto a Nicola Degani, che è il coordinatore per il Veneto di una campagna referendaria che è stata lanciata credo da poco e che sulla stampa è inesistente, e quindi noi però vogliamo parlarne perché ci sembra un tema molto importante. E benvenuto Nicola Degani. Grazie, sono Nicola Degani, coordinatore regionale del Comitato Referendario Ripudia la Guerra, che come vi ho accennato fa parte del Comitato Unitario Italia per la Pace, di cui fa parte appunto anche Generazioni Future, e che presenta 3 quesiti referendari. Per i quali abbiamo iniziato la raccolta delle firme il 22 aprile, come dicevi giustamente Rossella, nel silenzio totale dei media. Nonostante questo, penso che siamo a buon punto. Tra l'altro stanno arrivando, insomma, in maniera anche trasversale diverse adesioni alla campagna da realtà politiche, associative, di varie, veramente trasversale, cioè da destra a sinistra, perché appunto diciamo che il contrasto a questi eventi di guerra che ci stanno trascinando un'escalation sempre più pesante, diciamo sì, non riguardano solo una parte politica, insomma, ecco. Certo, e dicevi che i referendum sono 3, 2 riguardano proprio le armi e la guerra. L'invio di armi, sì. Allora, sì, ce ne sono appunto 2 che riguardano l'invio di armi, uno riferimento a un decreto legge diciamo che specifico sull'invio di armi all'Ucraina, che è un decreto legge che scadrà in realtà a fine 2023, voluto dal governo Draghi all'inizio appunto del conflitto tra Russia e Ucraina, che a mio parere è comunque un conflitto in realtà per procura. In ogni caso appunto questo decreto legge del 2022 è già stato prorogato una volta e potrebbe, anzi molto probabilmente data la situazione politica, essere rinnovato ancora dopo il 2023.
Il secondo quesito invece riguarda la legge del 185 del 90, che è quello che appunto è presentato dal mio comitato Ripudia la guerra, ed propone un'abrogazione parziale di del primo articolo di questa legge, in particolare in riferimento alla possibilità per il Consiglio dei Ministri di decidere con un semplice comunicazione al Parlamento invece di portare appunto alla votazione il Parlamento. E abbiamo deciso anche per un'abrogazione parziale, in quanto quell'articolo in particolare è un decreto legge anche questo che è composto da un solo articolo, e contiene anche riferimento ai trattati internazionali che la Costituzione vieta di sottoporre al referendum, per cui abbiamo deciso per un'abrogazione parziale, appunto per evitare che possa essere cassato dalla Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, scusate. Il terzo quesito invece riguarda un argomento che sembra non riguardare la guerra, in realtà invece secondo noi è proprio legato, che riguarda appunto il Servizio Sanitario Nazionale. E in questo caso si tende a abrogare un articolo di questa legge che vieta, che consente ai privati di partecipare, diciamo così, alla gestione della spesa pubblica a livello regionale. Privati intesi in senso di strutture private accreditate, per cui un quesito che è a difesa della sanità pubblica. Perché? Perché uno degli effetti più negativi secondo noi di questo conflitto, appunto, che non riguarda solo la Russia e l'Ucraina, nel nostro caso va a incidere anche proprio su quello che è il welfare, in particolare sulla sanità. Infatti l'ultimo documento di economia e finanza stanzia quasi il doppio degli stanziamenti, insomma, per le spese militari, mentre diminuisce di 2 miliardi quello per la sanità pubblica. E questo è un effetto che, insomma, abbiamo visto già da tanti anni, che purtroppo continua nella demolizione di quella che è la nostra sanità pubblica. Certo, e ce l'abbiamo tutti quanti purtroppo sotto gli occhi quotidianamente, no? Ascolta Nicola, la raccolta firme andrà avanti fino a quando? Andrà avanti fino al 20 di luglio, dopodiché le firme verranno consegnate appunto alla Corte di Cassazione per il controllo formale delle firme. E dopodiché ci sarà appunto la decisione da parte della Corte Costituzionale sull'ammissibilità o meno di questi referendum. Dopodiché quando si andrà a votare tra aprile e giugno dell'anno prossimo. E per votare, oltre ai banchetti che magari qualcuno di noi è fortunato e trova, e così è anche un modo per scambiarsi qualche idea, altrimenti? Allora, appunto, per quanto riguarda i banchetti o comunque altre iniziative pubbliche, diciamo, di raccolta firma, che si possono tra l'altro reperire queste informazioni cliccando sul sito dovefirmare.it, c'è una mappa con tutti i banchetti aggiornati quantomeno il più possibile. Si può votare in tutti i comuni d'Italia, anche se abbiamo delle segnalazioni che ci fanno capire che alcuni comuni mettono i bastoni fra le ruote, alcuni dicono di non avere a disposizione i quesiti, tutti comunque li hanno ricevuti, tutti i comuni italiani, o via PEC oppure proprio fisicamente con la consegna dei moduli, e invito i cittadini a segnalare eventuali complicazioni, insomma, o ostacoli che possono essere frapposti. Alcuni sindaci, per esempio, ho avuto notizia che non vogliono mettere a disposizione perché sono contrari. Ovviamente questa è una cosa contro la legge e va denunciata e va fatta presente, insomma, a queste persone, a questi politici, che non è possibile farlo. E infine si può firmare anche online
nel sito appunto ripudia la guerra, referendum ripudia la guerra.it oppure generazioniffuture.org. Il problema della firma online è che è necessario essere in possesso dello SPID e anche un costo che non va ai comitati ma va alla piattaforma, che è una piattaforma privata perché il Ministero non mette a disposizione una piattaforma ad hoc e perciò i privati chiedono appunto 1,50 € per ogni firma. Nel caso dei 3 referendum eventualmente il cittadino deve pagare 4,50 €. Queste sono, diciamo, le modalità di firma che sono possibili. Ecco. Preferibili quelle durante le manifestazioni pubbliche o anche andando in comune, così controlliamo anche che le cose funzionino come devono. Ecco. Esatto, quello sicuramente. Ovviamente ho detto che alcuni comuni frappongono degli ostacoli, ma ce ne sono altri che fortunatamente mettono a disposizione anche la promozione, diciamo, del referendum nei loro siti istituzionali, che tra l'altro è una cosa dovuta comunque, però insomma senza ostacolare minimamente, ecco, questo va detto, insomma vorrei che il pubblico pensasse insomma che siano tutti così, insomma, tutti ostacolanti, però alcuni casi ci sono in effetti. E dicevi comunque che la raccolta firme sta andando bene? Sta andando bene, sta crescendo nonostante appunto il silenzio mediatico che dicevamo all'inizio. Pochissimi giornali stanno parlando di questi referendum. Anche lì le cose cominciano un po' a cambiare, però diciamo che ecco, c'è ancora molto lavoro da fare. I volontari sono persone bellissime, tra l'altro ho conosciuto in questa settimana delle persone veramente volonterose, insomma, che stanno lavorando in maniera incredibile contro tutto e tutti, anche contro il tempo, perché purtroppo nel fare i banchetti, vista il meteo un po' ballerino che c'è in queste settimane, ci ha comunque limitato, però sono molto ottimista, ecco, per quanto riguarda la possibilità di raggiungere l'obiettivo, che sarebbe veramente un obiettivo straordinario, vista la situazione. Devono essere le firme, ricordaci? Devono essere 500.000. 500.000. Per cui, diciamo, insomma, per fare una media, solo in Veneto sono 40.000 circa, sì. Che vorrebbe dire, visto che abbiamo 90 giorni di tempo, 450 al giorno, che è un numero veramente molto alto. E però, insomma, avendo anche a disposizione l'online, la possibilità dell'online, diciamo che le possibilità insomma ci sono. E l'obiettivo, diciamo, che è vicino. Questo non vuol dire che bisogna mollare, anche perché una delle sfide più importanti, visto che poi, se, come speriamo, si riuscirà ad andare al voto su questi quesiti, sarà necessario arrivare al 50+1%. E se l'ambiente così mediatico sarà quello che abbiamo visto in questi giorni, nessuno ne parlerà e sarà anche lì una bella sfida. Dovremo continuare a lavorare. Però a parte il risultato elettorale, che come tutti sappiamo i referendum possono anche poi essere disattesi, no? Abbiamo già visto in passato. Essere vinti e disattesi. Però diciamo che potrebbe essere, anzi sarà un modo per dare voce a chi in questo momento voce non ce l'ha, perché scusate che forse ho perso la connessione, no, ci sono. Dato che i sondaggi, anche i più pessimisti, danno dal 60 all'80% di italiani che sono contrari al continuo invio di armi, perché si rendono conto che è necessario mettere un punto fermo, insomma, a questa escalation. E nonostante questo sembra che non esista nessuna opposizione all'operato dei governi, anche di diversi colori politici.
Perciò è importante che venga data voce a questo popolo, insomma, contrario a questi venti di guerra, ed sarà importante anche per far nascere un movimento reale in questo paese che cerchi, insomma, di cambiare un po' quello che è la politica del nostro paese, in particolare su questi temi, insomma. Certo. Anche per sostenere un eventuale risultato positivo del referendum, sarà appunto necessario che cresca nel paese un movimento forte per la pace, insomma. Diciamo che trovi qualche interlocutore, no, che lo rappresenta, perché adesso un po' la difficoltà forse è anche questa, no? Cioè, come dicevi, la maggior parte dei cittadini sicuramente è contraria, anche perché in 1 anno e mezzo abbiamo visto solo morti, distruzione, violenza che si somma a violenza e non c'è uno spiraglio. E quindi anche chi magari all'inizio la pensava in un altro modo, adesso forse comincia a vedere l'insensatezza, insomma, no, sembra di essere tornati indietro di 30 anni, ecco, 40, non so. Sì. Ecco, no, appunto dicevamo, la raccolta delle firme è importante che siano tante, un po' perché poi vengono molte, no, magari non risultano regolari o comunque non vengono approvate. E un po' come dicevi, anzi molto, per dare un segnale anche alle forze politiche, no? Certo. Sì, è sicuramente questo che dobbiamo avere come obiettivo. Forse politiche devono capire che c'è un'opposizione reale in questo paese e che non basta la narrazione a senso unico di giornali e TV, ma i cittadini, insomma, sanno anche riconoscere quali sono le responsabilità di questa situazione e che è necessario intraprendere dei percorsi negoziali per una pace giusta, che non vuol dire tutto da una parte e tutto dall'altra. Chiaramente bisognerà che i contendenti qualcosa mollino, no? Rispetto ai loro obiettivi e ai loro desiderata di massima, ecco. Perché sono convinto che molti sono convinti che non ci sia una ragione o un torto, cioè al di là della narrazione tra aggressore e aggredito, insomma, sappiamo benissimo che questa è una guerra che non è iniziata il 24 febbraio del 2022, si protraeva già da 8 anni, aveva fatto sicuramente migliaia di morti, si parla di 15.000 morti in 8 anni, con le regioni secessioniste, cosiddette secessioniste, che poi in realtà chiedevano l'autonomia da un governo che è chiaramente un governo golpista. Però vabbè, insomma, adesso questo no, ma guarda, dopo andiamo anche fuori tema, quindi, però. Ecco, quindi sì, gli accordi ci sono e dopo sono rimasti lettera morta e dopo anni insomma poi scoppia, no, la questione. Sì, io faccio sempre l'esempio per dire, abbiamo anche noi le regioni autonome, no? Anche molto diverse forse in alcuni casi, come l'Alto Adige. Immaginate se l'Italia avesse dichiarato una guerra per 8 anni come il governo ucraino ha dichiarato al Donbass. Chiaramente questo non per difendere totalmente il Donbass, ma perché chiaramente le responsabilità stanno da entrambe le parti devono fermare le armi e cominciare a mettersi al tavolo e garantire i diritti e l'autodeterminazione di tutti, perché certo. Noi penso tutti dei comitati siamo per l'autodeterminazione di tutti i popoli, quello del Donbass, l'autodeterminazione del popolo dell'Ucraina che ha diritto a non vedersi trattare come carne da macello, all'autodeterminazione anche del popolo russo, perché ricordiamo che il popolo russo ha sacrificato 30 milioni di vite per liberarci dal nazismo durante la
la seconda guerra mondiale. Il fatto che venga escluso da qualsiasi consesso civile, anche da quello sportivo, è una cosa vergognosa, che si voglia annullare la cultura russa, cioè, che è una cosa che fa parte della cultura russa, della cultura europea, ha dato grande linfa anche alla cultura mondiale, perché non si può sbarazzare di queste cose. Certo. No, ricordiamo che specialmente i primi mesi sono stati cancellati convegni su scrittori russi dell'Ottocento, siamo al delirio. Delirio totale. Sì, infatti, no. Ricordo Rossella, anche qui abbiamo avuto delle grosse problematiche legate a questo oscurantismo, chiamiamolo così, a teatro, nelle gallerie d'arte, ti ricordi? All'inizio è stato abbastanza triste. Noi però, caro dottor Nicola, abbiamo messo sulla nostra pagina di Facebook, Radio Nostra, tutte le informazioni che ci hai dato, quindi per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno ascoltando e che hanno perso magari di scrivere i vari link, ricordo che la firma si fa entro il 20 luglio, dove firmare.it ci dà l'indicazione dove rivolgersi, oppure online su referendumripudialaguerra.it o generazioniffuture.org. Ok? Grazie. Mi dispiace di non farmi vedere, ma non è perché non c'è problema, tanto non si vede nessuno. Così tanto, ma è perché dopo non funziona la videocamera, mi dispiace. Bene, io stavo già firmando online adesso. Bravo. Grande Gianluigi, la regia firma anche per noi mentre stiamo chiacchierando. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata e buona continuazione. E in bocca al lupo a tutti noi, agli ucraini e ai russi e al mondo intero. Esatto. Questo che è il mese veramente dedicato al rispetto di tutti. Quindi grazie ancora per essere stato con noi, dottor Nicola. Grazie a voi. Arrivederci. Buona serata. Casualità, genio, follia, domande vuoti a perdere. Dove si va? Qual è la tua idea? Rifugio fra le stelle. Tu dimmi come fai a giocare col tempo e a godere quando ci si muove un po'. Dimmi come fai a capire il senso di una vita in mezzo secondo. Ho mille immagini del mondo che non voglio più lasciare andare. Ho sogni liberi nel petto che mi fanno respirare. Sono come un vagabondo, più con la testa che con i piedi. E mi ricredo in quel che vedo e ti rivedo in quel che credi. Immensità, respiro apnea, cosa rimane in fondo? La verità non è una poesia da recitare in piedi. Tu dimmi come fai a giocare col tempo e a capire quando ci si muove un po'. Dimmi come fai per godere il senso di una vita. Basta un secondo. Del mondo che non voglio più lasciare andare. Ho sogni liberi nel petto che mi fanno respirare. Sono come un vagabondo, più con la testa che con i piedi. E mi ricredo in quel che vedo e ti rivedo in quel che credi. Via da qui, oltre la notte, ogni istante resta appeso lì.
lasciare andare, ho sogni liberi nel petto che mi fanno respirare. Sono come un vagabondo, più con la testa che coi piedi, e mi ricredo in quel che vedo e ti rivedo in quel che credi. Se ci credi, se ci credi. Se ci credi, se ci credi. Allora, rieccoci tornati in studio e andiamo a raggiungere con la nostra mongolfiera Andrea Mercurio, che in realtà non so bene dove si trova. Come facciamo a mettere il navigatore sulla mongolfiera se non sappiamo dove dobbiamo andare? Dai, chiediamo al gabbiano viaggiatore Dove sei, Andrea? Buonasera, sono a Livorno, io abito a Livorno. A Livorno. Ma noi andiamo a trovare Andrea Mercurio perché lui è un tirocinante giornalista, fra l'altro per una rivista, è solo online la rivista, vero? East Journal, ecco, che si occupa quindi dell'area a est del nostro paese. E stasera, grazie per essere con noi Andrea, l'abbiamo chiamato per parlare di Kosovo, un paese che di solito non si sente molto nominare in Italia, ma in questi giorni è salito agli onori delle cronache per via di disordini. Allora Andrea, intanto ci ricordi un pochino che paese è il Kosovo? Un paese giovane, no? Sì, giovane, sì, è un paese giovane nel senso che ha avuto la sua indipendenza nel 2008 ed è un paese dove la maggioranza della popolazione è di nazionalità albanese e c'è una minoranza, soprattutto nel nord del paese, che invece è di nazionalità serba. E faceva parte della Jugoslavia e durante i secoli è sempre stato considerato come il centro culturale della Serbia, e poi durante i secoli la presenza di serbi è andando diminuendo e invece sono aumentati sempre di più le persone appunto di nazionalità albanese, e fino allo scontro, alla guerra che c'è stata alla fine del Novecento, 1999, che poi ha visto anche l'intervento della NATO, i bombardamenti su Belgrado, insomma. Ecco, no, hai fatto bene a ricordare i bombardamenti su Belgrado anche da parte, insomma, dell'Italia, perché quando si parla di Ucraina si dice la prima guerra in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale. Abbiamo la memoria abbastanza corta, no? Perché spesso saltano quel conflitto lì, che poi è un conflitto che qualche anno prima ha riguardato gli altri paesi dei Balcani, la Bosnia, un po' più famoso purtroppo è il massacro di Srebrenica, però è vero, molto spesso viene dimenticato come un conflitto. Diciamo che forse non è proprio una delle pagine più gloriose, no? Anche per l'Occidente, quindi si tenta di sorvolare elegantemente. Quindi nel 2008 il paese si è dichiarato indipendente, in realtà non è ancora riconosciuto da tutti i paesi, no, al mondo. Esattamente, la Serbia lo considera ancora come una sua provincia, come parte della Serbia, e non sono tutti i paesi che l'hanno riconosciuto, a partire dalla Serbia che non lo riconosce, ma anche per esempio la Spagna non lo riconosce, la stessa Russia, e al di là della Spagna, che ci sono motivi diciamo più geopolitici anche legati più alla storia della Spagna, però poi tutti i paesi che si considerano alleati della Serbia non hanno ancora riconosciuto il... Certo, quindi ha uno status ancora abbastanza... Certo, sì. Allora, in questi giorni una delle cose che ha fatto
così impressione è stato scoprire che ci sono un sacco di militari italiani in Kosovo. Ma che cavolo ci fanno i militari italiani? Facciamo ancora la guerra? No, in realtà sono lì, a dire il vero, per cercare di tenere un po' sotto controllo la situazione, no? Sì, sono sotto l'egida della NATO e dovrebbe essere una missione di pace. In particolare si chiamano K4 e appunto purtroppo sono arrivate anche in Italia le notizie degli scontri che ci sono stati nella parte nord del paese, dove sono rimasti feriti anche dei militari italiani. E diciamo che gli scontri sono la protesta è stata portata avanti dalla popolazione serba che appunto abita nei comuni del nord, e il motivo di questa protesta è legato alle elezioni di sindaci dei comuni, che l'elezione c'è stata ad aprile e ha visto eleggere dei sindaci che però non sono di nazionalità serba ma sono di nazionalità albanese, e inoltre rappresentano partiti filogovernativi. E soprattutto sono stati eletti con una percentuale abbastanza... Esattamente, sono stati eletti da pochissime persone, per dare delle cifre, su 45.000 registrati agli uffici elettorali sono andati a votare in 1.500. Ma questo non è stata una scelta ben precisa, perché il principale partito serbo in Kosovo ha indetto una protesta elettorale e ha chiesto alla popolazione di boicottare quelle elezioni, appunto come protesta verso il governo di Pristina, il cui premier attualmente è Kurti. E quindi appunto la maggioranza delle persone non è andata a votare, e come effetto primario sono stati eletti sindaci con pochissimi voti e che non rappresentavano in realtà la maggioranza della popolazione di quei luoghi. Sì, e poi in realtà gli scontri sono arrivati quando questi sindaci hanno voluto entrare nei municipi e prendere possesso degli uffici comunali, e dalla parte della popolazione serba è stata vista come una cosa non tollerabile, diciamo una presa di forza non tollerabile, perché loro non li considerano come loro rappresentanti legittimi, e quindi sono scesi in piazza e purtroppo sono arrivati anche allo scontro fisico. Scontro fisico, sì, con le forze che dovevano cercare di mantenere un po' la calma, no? Ascolta, abbiamo letto che il motivo di questa protesta e anche di una precedente sulle targhe, sono legate alla mancata applicazione in pratica degli accordi di Bruxelles. Questo in alcuni di noi ha ricordato un po' gli accordi di Minsk, no? Ecco, gli accordi di Minsk che dovevano garantire le minoranze russe nelle zone ucraine e che in realtà sono stati completamente disattesi e hanno portato poi insomma a esacerbare la situazione, e pare che una cosa simile sia accaduta con questi accordi di Bruxelles, no? Che prevedevano alcune garanzie per la minoranza serba, ma sono rimasti lettera morta, se abbiamo capito bene. Sì, questi accordi sono accordi a cui lavorano e hanno trattato da molti mesi il premier kosovaro e il premier serbo, Kurti e Vučić, però l'accordo esiste, ma in realtà non è stato mai firmato, perché ci sono ancora dei punti di discordia tra i due premier. E probabilmente anche questo non ha facilitato la sua messa in atto, perché non ci sono ancora state le firme. E in particolare il tema che diciamo più divide i due è quello dell'associazione dei comuni a maggioranza serba, che dovrebbe rappresentare appunto questi comuni in cui abita la grande parte della popolazione serba in Kosovo,
e che però spaventa Curti, che teme che possa essere possa concedere troppo potere a questi comuni e diciamo dividere un po' il paese in due parti, un po' quello che è successo anche in Bosnia con l'entità statale serba e l'entità statale bosniaca. Almeno questo è ovviamente questo è il timore di Curti. Nelle intenzioni di Vučić e di chi ha lavorato al progetto dovrebbe servire a difendere i diritti civili e politici di questa minoranza e diciamo permetterebbe alla Serbia di contribuire al budget economico di questi comuni e di questa associazione. Perché scusa, vai avanti. Sì, no, sì. vai, non c'è problema. No, stavo dicendo, il Kosovo è un paese piuttosto povero, no? Con una disoccupazione molto alta fra i giovani, e quindi sì. Non è una situazione semplice, sì. E quindi forse la minoranza serba, che tra l'altro è in una situazione un po' difficile, avrebbe particolarmente bisogno di questo sostegno, no? Sì, credo sia più, diciamo, la loro paura sia più che altro a livello di appartenenza politica, ecco. Diciamo, loro non si sentono partecipi dello Stato che è stato creato. Loro sono serbi, diciamo, probabilmente fosse per loro starebbero in Serbia, soltanto che si trovano in un altro Stato e probabilmente hanno anche paura di essere sottorappresentati. E questo tema della ASM, di questa associazione, ha anche ripercussioni, perché il boicottaggio di cui parlavamo prima delle elezioni nasce proprio per protesta contro la mancata approvazione di questa associazione di comuni. Certo. Quindi diciamo che non aver trovato un accordo definitivo su quelli che vengono chiamati accordi di Bruxelles, in un certo senso poi alla lunga ha portato anche agli scontri di cui abbiamo sentito parlare negli ultimi giorni. Certo. Ascolta, allora il Kosovo è, quando si parla di Kosovo rispetto alla Serbia, si dice sempre che rappresenta il cuore della Serbia, anche se adesso è in un altro stato, no? Per motivi storici, molto antichi ormai, di alcuni secoli fa, ma anche per motivi religiosi. Sì, sì. Diciamo che chiedendo a un serbo ti dice che la Serbia nasce in Kosovo e riguardo i motivi religiosi molti dei monasteri più importanti e anche forse i primi nati diciamo nel Medioevo, quindi intorno al 1200-1300, si trovano appunto in Kosovo e tra l'altro sono patrimonio dell'UNESCO e quindi sono anche, diciamo, posti di un certo valore artistico e culturale, ecco. Sì. Io ho avuto la fortuna personalmente di andarci e posso confermare che vale la pena. Sì, assolutamente. Ma senti, quando ci siamo stati noi, c'erano davanti ai monasteri, c'erano i militari armati con le auto blindo, con le armi pronte, perché dovevano difendere questi luoghi di preghiera, di culto, magnifici, veramente molto suggestivi, da atti di vandalismi, di violenza, eccetera. Ci sono ancora i militari che difendono i monasteri? Ci sono ancora, chiedono i documenti e sono armati e sono quelli di cui parlavamo prima della KFOR, quindi delle forze internazionali della NATO. Perché c'è questo, diciamo, questo paradosso per cui ci sono questi monasteri ortodossi, però tutto intorno la popolazione non è più serba ma è albanese. E purtroppo dopo che c'è stata quella guerra si temono sempre che ci possano essere degli scontri o comunque appunto degli atti di vandalismo e questi monasteri in uno mi sembra non lontano da Pristina, che è la capitale,
mi sembra ci vivono ancora dei monaci, una trentina se non sbaglio. E quindi sì, sono presenti i militari, fanno controlli, diciamo, è una situazione un po', forse addirittura paradossale, nel senso che non sembra possibile che ci debba essere addirittura questa necessità, però Però sono lì da un bel po' di anni ormai, no? E dagli anni 2000. ecco, quindi ogni tanto scoppiano delle tensioni e quindi Sì, in realtà sì, non è una presenza formale, voglio dire, è una no, presenza fattiva, ecco. E purtroppo ci siamo accorti che hanno da fare e sono crisi che si ripetono. Ora, questa qui purtroppo ha avuto risonanza anche nel nostro paese per via dei feriti, dei soldati italiani feriti, ma ce ne sono state prima, negli scorsi mesi. I sindaci di questi comuni che prima erano serbi si sono dimessi. Le elezioni che poi si sono svolte ad aprile sono state rimandate più volte. Insomma, purtroppo queste crisi e queste tensioni vanno avanti da parecchi anni e il paese, come dicevamo prima, avrebbe bisogno di tutt'altro perché comunque non è un paese che sta bene economicamente e la gente è costretta a emigrare. certo, Ci sarebbe e, bisogno di tutt'altro, ecco. certo. No, E no, a ma breve, infatti, Rossella, mentre stai chiacchierando con il nostro ospite Andrea Mercurio, il nostro regista Gianluigi sta mettendo una serie di immagini sul nostro canale YouTube, dove si vedono questi monasteri in foto idilliache come in piccoli paradisi, mentre fuori le sommosse, insomma, il caos che si è purtroppo verificato in questi ultimi giorni. Eh sì, è veramente paradossale, hai ragione Andrea, veramente paradossale. sì, ho anche solo la tensione, cioè io mi ricordo che siamo entrati sia nel monastero di Deciani, che è un posto incredibile, insomma, cioè, ha un'intensità spirituale, non so come dire, ma non l'ho pensato solo io, l'hanno pensato tutte le persone, Sì, e sì. anche in altri luoghi così di culto, eccetera. Ma sono luoghi di pace, ma appena esci e torni nel mondo si avverte purtroppo la tensione, insomma. No, stavo dicendo Andrea, a breve non ci sono però prospettive, no? Cioè Diciamo che sono ripartiti i colloqui fra i due premier e in questo senso molto sta facendo l'Europa che sta spingendo appunto per trovare questi accordi, che vengono chiamati accordi per la normalizzazione dei rapporti. Penso che prossima settimana il rappresentante dell'Unione Europea per i Balcani, Borrell, ritornerà a parlare con i due presidenti. Io credo che la soluzione sia trovare un accordo definitivo e firmare proprio letteralmente quello che per ora non è mai stato firmato, cioè è cioè, rimasto solo sulla carta, una diciamo. bozza, ma non... Certo. E ricordiamo tra l'altro che a quanto si dice, a quanto scrivono insomma le riviste, quelle specializzate, come può essere anche East Journal o l'Imes, in Kosovo si presume che ci sia una forte presenza jihadista, o almeno, ovviamente, io dico solo quello che ho letto qua e là, e quindi questo sarebbe uno dei motivi per questa presenza militare così importante. Non so dire. Potrebbe essere nella parte, diciamo, dalla parte albanese, però non so dire. No, no, ma chiaramente sono ipotesi, nel senso che nessuno ha gli elementi concreti, certo. Ho sentito in quei giorni degli scontri che ora fortunatamente diciamo, la parte violenta si è calmata, la situazione resta abbastanza tesa e
la protesta continua. Però diciamo nei giorni in cui proprio c'erano gli scontri, alcune voci, alcuni siti online avevano riportato e avevano invitato la popolazione albanese addirittura a marciare sul nord, verso il nord. Insomma, c'erano state anche e penso ci siano state anche delle manifestazioni, diciamo, intorno a Pristina, quindi da parte albanese, però diciamo per ora la situazione lì è abbastanza tranquilla, ecco. Sì, ho letto anche un'intervista al generale di cui non ricordo il nome, il generale italiano che è lì di stanza con la KFOR, e lui era molto critico perché l'esercito albanese è andato ai confini di questi comuni e ha detto e non hanno avvertito noi, e insomma lui ha detto noi siamo qui per quello e quindi chiamateci, insomma pare che sia stato anche un malinteso forse, insomma, quindi... Sì, questo hai ragione, e fai bene a sottolinearlo. Anche gli Stati Uniti sono stati un po' critici su questo, perché vedono questa cosa come un inutile, cioè, forzare la mano e voler per forza fare entrare i sindaci nel municipio e quindi diciamo andare un po' anche a provocarla questa crisi. Non è piaciuto a molti, e anche l'ambasciatore statunitense a Pristina ha fatto capire che non è piaciuta questa cosa, e penso il Kosovo sia stato escluso anche da degli addestramenti militari. Insomma, non è Sì, no, una cosa inutile, evitabile, ecco, una crisi evitabile. sì, non c'è bisogno di alimentare la tensione, insomma. Esatto. E invece a volte anche il premier kosovaro ha dato un po' l'impressione di voler aumentarla, ecco. Purtroppo sì, diciamo che è un paese anche nato, insomma, chi ha voglia, adesso non possiamo fare la storia del Kosovo, anche perché viene sempre buona la battuta, no? Che i Balcani producono più storie di quanto riescano a digerirne, ma chi ha voglia di andare a vedere com'è nato quel paese, insomma, c'è molto anche sui siti. Ecco, insomma, è un paese che ancora ha bisogno di trovare una stabilità. Sicuramente. Prima di tutto politica e poi... Certo. Va bene, grazie mille, Andrea. Grazie a voi. E in bocca al lupo ai kosovari e ai serbi che riescano a trovare una modalità di convivenza in un paese che tra l'altro è molto bello. No, non solo Rossella è molto bello, con l'occasione, a parte gli incidenti di questi giorni, noi abbiamo ricordato con piacere quei progetti fatti con Docenti Senza Frontiere in un ambiente educativo, scolastico e soprattutto di accoglienza. E questo è stato anche un po' merito tuo, Andrea Mercurio, che ci hai ricordato con piacere questi luoghi, insomma, veramente eccezionali. Quindi speriamo questi conflitti finiscano il prima possibile e speriamo io e te, Rossella, di ritornarci. Certo, sempre abbiamo i Balcani nel cuore, anche il Kosovo. Chi ama camminare, ci sono delle montagne stupende, si possono fare dei trekking, si può fare tantissime belle cose. E anche tra l'altro un paese di un'ospitalità come del resto anche gli altri dell'area, veramente meravigliosa. Stavo dicendo, sono di parte perché è da anni che seguo quei paesi, però confermo, vale veramente la pena. Certo. Vero. Poi si mangia anche bene, quindi non possiamo dimenticarlo questo posto o saltarlo tout court. Dobbiamo entrarci a piedi uniti, insomma. Salare, secondo me, dalla Bosnia alla Serbia, Kosovo, la stessa Albania, che è molto in crescita a livello di turismo. Certo, ed è giusto, se lo merita, ecco, perché è un paese molto particolare, molto interessante e di grande fascino. Va bene, grazie mille Andrea. Grazie a voi, buona serata. Ci vediamo a Pristina. Ciao. Ciao, grazie a te, grazie.
Andrea ha tagliato l'angolo, gli volevo dire una cosa, va bene. Ma povero Gian, stai soffrendo? Ma hai preso la tachipirina? Senti un po', ma Silvia viene o no? Sì, Non vedo. Tocca a lei, La chiamo. Penso a te, torno a casa e penso a te, mi telefono e intanto No, guarda, poi lei. penso a te, Insomma, va bene. come stai e penso a te, dove andiamo e penso a te, di solito abbasso gli occhi e penso a te, non so chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però se stanno. Allora, se ho capito bene, non sono sicura se ho capito bene perché mi parla così a smozzichi. Silvia, Scusa te e penso a te, ti accompagno e penso a Silvia, te, non sono stata divertente e penso a te, c'è però Rosalba, penso sì. a te, però Rosalba, benvenuta. Allora, casomai inversiamo. Il microfono Rosalba lo puoi attivare, adesso siamo fuori onda. Vabbè, se sei disponibile stiamo aspettando un'altra ospite che avevamo previsto prima di te, ma non è ancora arrivata tra noi, possiamo forse ascoltarla. Da Belo Horizonte sei, giusto? Saluto tanto bella. Ah, eccola Silvia, eccola. Ah, è arrivata Silvia, bene, bene, allora ci facciamo aspettare un attimo. Allora io disattivo di nuovo perché ho i gatti in giro, non vorrei Silvia, ciao. Eccoti, eravamo in ansia. Sei capovolto, Silvia, o sei da casa? Non ho capito più niente. Sono a capovolgere, un po' incasinata. Hai fatto vedere. E un attimo. Così ci chiariamo bene. Internazionali, sono tutti. Mi piace. Allora, lei Rossella Rossetto, una nostra ex collega che conduce con me la radio, veramente mi ha tirato dentro lei è sempre qua insieme a Gianluigi che lo vedi lassù, che è il regista Radio Nostra. Tu sei Sei comparsa per un intervento in secondo. Ecco, non ho tutte le cose sono molto differenti. Madame, che belli occhiali. Ma adesso siamo in radio, non devo mica così. No, ma benissimo, no, ci vediamo noi per parlare. ti facevo i complimenti per gli occhiali. Ah, grazie. Ah, sì, ecco, no, perché sono ordinata, ne sono? Wow! Oh, mon Dieu! Non ho fatto così, non possiamo chiedere. per due che come noi non sperano, però se stanno
Non sento molto bene. Allora, siamo tornati a bordo e mentre andava la musica noi volavamo e siamo arrivati ben a Capoverde, in pieno Oceano Atlantico, dove troviamo Silvia De Giuli. Bentornata in radio, Silvia, funzionaria dell'ONU, che adesso è andata a Capoverde perché lei ama molto fare vacanze, ma in realtà l'abbiamo chiamata per farci raccontare un pochino che cosa succede in Senegal, perché il Senegal, nella narrazione così che c'è in Italia, in Europa, è uno dei paesi più stabili, no? In Africa, un paese insomma con un certo sviluppo anche democratico, eccetera. Mentre in questi giorni abbiamo sentito poco, perché in Italia del resto del mondo si parla poco, ma insomma abbiamo sentito di disordini anche abbastanza accesi, soprattutto a Dakar. E quindi Silvia, che cosa succede? Ciao, buonasera. Sì, non che anch'io sia un'esperta di Senegal, perché ci stavo giusto viaggiando per alcuni giorni, ma è successo che il paese è un po' diviso in due. Il capo dell'opposizione, Sonko, è stato portato in tribunale per un paio di processi e condannato. Quindi questo capo dell'opposizione potrebbe non riuscire a presentarsi alle presidenziali dell'anno 21 di febbraio 2024 e l'attuale presidente del Senegal pare stia puntando ad avere un terzo mandato che sarebbe anticostituzionale, e quindi la situazione ha cominciato veramente a bollire finché dopo la condanna la settimana scorsa, dopo la condanna di questo leader politico, sono uscite in piazza in tutto il paese migliaia di dimostranti e ci sono stati scontri fortissimi con morti, 15 morti dichiarati dal governo, centinaia di feriti, alcuni molto gravi. E in questo momento internet è stato internet ai telefonini è stato tagliato dal governo. C'è un grande caos anche perché i leader non si stanno esprimendo, nessuno parla, la polizia ha bloccato i trasporti, l'esercito è uscito a Dakar e io alla fine non sono in Senegal perché in queste condizioni non ci sono tornata, non so tantissimo, non se ne sa molto. Cerco di seguire le radio, ma sono in Wolof, quindi non capisco niente. Non sono in francese, quello che ho trovato io non è in francese. E quindi è una situazione, ma che tu sappia, le motivazioni sono anche altre o c'è solo questo scontro politico fra questi due, fra il presidente che vuole essere eletto per il terzo mandato e non sarebbe costituzionale e lo sfidante, o ci sono anche questioni, non so, economiche, sociali? Ma è una sfida che va avanti già da anni e già 2 anni fa c'erano stati grossi moti con la chiusura dell'aeroporto per una settimana e violenze. C'è di mezzo anche un risentimento antifrancese per cui vengono attaccati certe catene tipo l'Auchan, catene di supermercati francesi, ma c'è in ballo il fatto che il Senegal, che aveva già scoperto il petrolio tempo fa, adesso ha anche enormi giacimenti di gas che stanno per essere messi in produzione. Non so bene a che punto siano, ma tra la Mauritania e il Senegal è ormai imminente l'avvio dell'estrazione, quindi il Senegal potrebbe diventare un paese molto ricco e quindi chi avrà il potere nei prossimi anni cioè avrà in mano la gestione di questi flussi enormi di carburanti e quindi di soldi. Sì.
Quindi forse la questione politica è un po' quello che sta sopra, ma in realtà le motivazioni sono molto più... Parlavi della Francia perché è un paese che ha avuto una colonizzazione francese, no? Sì, sì, certo, e la Francia appoggia l'attuale presidente, che tra l'altro è un personaggio molto importante perché è anche presidente dell'Unione Africana ed è appoggiato da vari governi nell'Africa dell'Ovest, a partire dalla Nigeria e altri, ha tante alleanze. Però ormai questa divisione che noi in Italia sentiamo a proposito dell'Ucraina, cioè se ne parla molto, di questi paesi emergenti, di questo blocco che sta emergendo contro il G7, che si allea in qualche modo a Russia e Cina, e anche in Africa è molto sentita la cosa, e quindi secondo me sono dinamiche che entrano un po' ovunque ormai in maniera sempre più prepotente, quindi quella è una questione politica, può essere una questione in parte religiosa, è molto forte, sono molto forti certe tradizioni islamiche, in Senegal, economica come hai detto, però può anche, cioè possono entrare tante questioni che si coagulano poi a livello nazionale, a livello locale. Tra l'altro nel sud del Senegal, nella Casamance, dove c'era stato un movimento secessionista, scusate, per tanti anni, non si è mai arrivati, anche se adesso c'è di fatto una situazione tranquilla, ma credo non siano mai arrivati a una vera pace, a firmare una pace con tutti i gruppi della Casamance, e questo Sonko è il presidente della capitale della Casamance. Che è una regione quindi che chiede un'autonomia. Ma è una regione che voleva un'autonomia, ma adesso in realtà non c'è più questa rivendicazione politica sul tavolo, però probabilmente avendo avuto una guerra civile di fatto, con tutti i villaggi della Casamance e tutte le famiglie sono state toccate da questa guerra, che anche magari strisciante, che è andata avanti nei decenni scorsi, per cui può darsi, ripeto, io non sono affatto un'esperta di Senegal, leggo un po' sui blog e vedo che ci sono tutti questi riferimenti molto misti alla questione locale, alla questione dei francesi, alla questione del controllo delle loro risorse, alla corruzione, accusano Macky Sall e il suo governo di aver corrotto la giustizia, la pubblica amministrazione. È un paese ancora povero, anche se ha avuto un enorme sviluppo in questi anni. Hanno costruito autostrade, metropolitane, la città si è molto espansa, Dakar. Però nella campagna sono ancora molto poveri, sono contadini con un sole che batte, la siccità, mucche magrissime, le donne che zappano la terra con pochissime sementi e contributi. C'è anche un divario grosso, i senegalesi sono milionari, miliardari, e poi nei villaggi c'è molta povertà. Quindi differenze sociali gigantesche. Ascolta Silvia, adesso facci un po' sognare, però siamo in epoca quasi di vacanze, di viaggi, allora sicuramente ci auguriamo la situazione tornerà tranquilla e speriamo che ci siano dei negoziatori anche stranieri che aiutano a riportare la calma. Allora, è un paese dove vale la pena di viaggiare, il Senegal? Allora, io in questo momento sono a Capoverde, mi piace tantissimo, quindi ti farei più per Capoverde. Sto visitando varie isole, visto che sono qui e ci devo stare.
è veramente una scoperta. Capoverde, però anche il Senegal. Dakar, carina da vedere, il centro, diciamo, storico, vuol dire giusto coloniale, anni 50. Ci sono un paio di musei molto molto interessanti a Dakar, ma fuori ci sono tante cose, molta diversità. Al nord ci sono degli angoli di deserto vero e proprio, con le dune, dove si può stare in alberghi sotto la tenda, la tipica tenda nomade, una bella esperienza. San Luis, città del nord, affascinante, una città di pescatori con tutta una sua cultura, una sua economia tipica. Al sud la Casamance, di cui si parlava, è verde, piena di verdissima, mangrovie, fiumi, isolette, spiagge, molto bella. Anche lì direi che può valere la pena. E poi subito a sud di Dakar c'è la cosiddetta piccola costa con tanti villaggetti, l'oceano, gli scogli. E c'è anche un parco nazionale non lontano dall'aeroporto, piccolo, ma che ricorda un po' i famosi parchi africani, quelli dell'est, quindi si vedono zebre, giraffe, bufali. Bello anche quello, si visita in una giornata e ti dà il senso dell'essere arrivati in Africa. Quindi è un paese che offre tanto, sì. Bene, quindi abbiamo chiesto, Silvia, facci sognare, e tu subito ci hai fatto sognare, perché con queste poche parole così ci è venuto voglia di andare anche in Senegal e anche a Capoverde, ecco, dove immagino paesaggi marini. Devo fare la promotrice turistica. Paesaggi vulcanici, roccia nera, paesaggi lunari e spiagge, acqua dei Caraibi, verde, smeraldo, chiara, trasparente, oppure grandi baie con quelle onde che ricordano un po' invece le Hawaii, la Nuova Zelanda, quell'oceano. Vabbè, adesso stiamo passando dal farci sognare al sadismo puro, perché e si mangia anche molto bene. Producono, questo credo sia veramente uno scoop, nessuno può sapere in Italia che a Capoverde ci sono le viti e fanno il vino bianco, rosé, rosso, molto buono. E lo dici con cognizione di causa. Va bene Silvia, allora grazie mille per questa corrispondenza dall'oceano e buon rientro a Dakar quanto prima, insomma, sperando che le cose rientrino, ecco. E stasera abbiamo parlato un po' troppo di guerra, purtroppo. Va bene. Grazie mille Silvia. Grazie a voi. Ciao, grazie per essere stata con noi. Ricordo a tutti che mentre raccontavi questo tuo vissuto abbiamo visto delle immagini che Gianluigi ha messo sul canale YouTube di Radio Nostra. Quindi grazie mille per averci portato un po' più da vicino questo angolo, purtroppo in questo periodo non troppo felice, però insomma, grazie mille. E grazie a voi, buona serata. Bene. No cinema a gente se encontrou, tudo bem. Você estava sozinho e eu também.
E foi assim tão de repente. Senti o calor da sua mão. Que filme, onde estou, que hora. Não via mais do que você. Foi então que tudo começou. Como um sonho, meu mundo se transformou. Não pense nem em ir embora. Tá bem melhor aqui comigo. Vou lhe dar o que puder. Adesso c'è lì che ha cercato Que il não dá a gente inventa. brano. È brasiliana, veneziana brasiliana. Sonho de ficar junto. Che verrà qua al Festival del Jazz. Filme a gente faz com a vida. No cinema a gente se encontrou. Tudo bem. Você estava sozinho e eu também. Foi assim tão de repente. Senti o calor da sua mão. Filme, onde estou, que hora. Não via mais do que você. Foi então que tudo começou. Como um sonho, meu mundo se transformou. Pense nem ir embora. Tá bem melhor aqui comigo. Vou lhe dar o que puder. E o que não dar a gente inventa. Sonho de ficar junto. Filme a gente faz com a vida. Na, 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 na. Sonho de ficar junto. Na, 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 na. Filme a gente faz com a vida. Bene, Lika Ceccato con film, non a caso abbiamo messo Lika Ceccato che sarà presente anche al festival, la terza edizione del Jazz Festival del Litorale. Ho sempre mal di gola, riesco a parlare male, ma dicevo appunto non a caso abbiamo messo Lika che è brasiliana perché adesso ci colleghiamo col Brasile, con la nostra mongolfiera, andiamo in Brasile. Rossella, andiamo? Andiamo a Belo Horizonte A e, Belo Horizonte. e troviamo Rosalba Principato, che è una collega che insegna appunto in Brasile.
Benvenuta Rosalba, benvenuta alla nostra trasmissione all'angolo degli insegnanti in giro per il mondo. E siamo curiosi di capire che ci fai da quelle parti, come ci sei arrivata. Allora, ci sono arrivata facendo la selezione che periodicamente il Ministero degli Affari Esteri indice per reclutare appunto il personale da mandare all'estero. E il risultato, per quel che mi riguarda, un lavoro di organizzazione e pianificazione che risale al 1982, ottobre-novembre 1982, una matricoletta sperduta nei corridoi dell'Università degli Studi della Calabria, faceva il suo piano di studi e ci metteva dentro una marea di esami di letteratura, di lingua, di storia della lingua, proprio con l'idea un giorno di andare a insegnare all'estero. Quindi con la idee chiare. motivazione, esatto. Sì, sì. E da allora che ci combatto e finalmente ci sono riuscita. Complimenti, quindi sei arrivata a Belo Horizonte e dove esattamente? Per quale struttura lavori? Per quale scuola? Allora, sono lettrice di italiano all'Università Federale di Minas Gerais, l'UFMG. L'Università Federale fa parte di un circuito di università che non sono statali. Il Brasile è una federazione, un po' come gli Stati Uniti, quindi ogni Stato al suo interno ha una certa autonomia, però al di sopra del singolo Stato c'è la federazione. Queste università federali sono quelle proprio fondate a livello nazionale, ce ne sono diverse per ogni Stato e sono quelle un po' più, come posso dire, più riconosciute, più rinomate per la qualità della ricerca, dell'insegnamento, eccetera. E cosa insegni lì? Io insegno italiano. Quindi Nella vita civile sarei insegnante di inglese, ma qui insegno italiano. Quindi sono studenti di quale età? Allora, gli studenti sono un minestrone fantastico perché qui in Brasile l'ENEM, sarebbe il nostro esame di Stato, si prende a 17 anni. E lì all'università c'è la possibilità di frequentare corsi regolari oppure di iscriversi e fare la disciplina isolata. Quindi chiunque può iscriversi e fare una, due, tre materie al massimo senza seguire tutto il piano di studi. E io mi sono trovata con gente in classe di 70-75 anni, pensionati, che avevano voglia di imparare l'italiano, che venivano a fare lezioni di italiano, quindi ti dico, dai 17 ai 70 anni, tutti. Beh, quindi viene subito spontanea la seguente domanda che facciamo anche un po' di rito sempre io e Rossella. Quindi, come è vista la lingua italiana dai tuoi studenti, visto che ci sono a questo punto anche studenti molto motivati per arrivare a 70 anni ad ascoltare la nostra lingua, no? Sì, allora, l'interesse per l'italiano, per l'Italia, per tutto quello che ha a che fare con l'Italia qui in Brasile è altissimo, come del resto, vabbè, in buona parte dell'America Latina, perché la maggior parte delle persone, cioè tantissime persone, sono discendenti di italiani. Qui in Brasile la prima cosa che ti dicono quando scoprono che sei italiana, italiana, che bello, poi la seconda cosa che ti dicono, si fanno subito... cioè, la prima cosa che ti dicono è che hanno un nonno, un bisnonno, un trisnonno, un parente italiano che viene da un paesino sperduto. La terza cosa è che ti chiedono se conosci il paesino in questione. E le tue risposte quali sono? Allora, se sono paesi che in qualche modo ho sul mio radar, allora sì, posso dire sì, lo conosco al nord, al sud, al centro, però a volte si tratta proprio di frazioni sperdute da cui magari sono partite nel 1800, che adesso magari manco esistono più. Però sì, l'amore per gli italiani è una cosa... Ti racconto soltanto un episodio. Allora, appena arrivata dovevo aprire il conto corrente in banca. Io sono arrivata parlando benissimo l'inglese, ma senza sapere una parola di portoghese, perché nella mia presunzione, avendo letto qualcosa in portoghese, mi ero fatta l'idea che fosse simile all'italiano, quindi non ho problemi. Insomma, arrivo in banca, cerco di far capire le mie esigenze all'impiegata. L'impiegata guarda il passaporto, dice: italiana? Sì. E sparisce. Rimane via 2 o 3 minuti, torna con una collega alla quale mi indica: guarda, un'italiana.
Mi sono sentita un po' la scimmietta dello zoo. Mi ha fatto piacere, è stato carino, dai. Bene, bene, quindi l'italiano è visto amorevolmente, diciamo, dal Sud America in generale. Sì, qualche esperienza l'ho avuta anch'io e posso veramente confermare, quindi non stai dicendo cose che stai dicendo cose note, diciamo così, bene. Quindi come ti trovi tu a lavorare da quelle parti? Lavorare molto bene perché appunto hai a che fare con persone interessate, motivate. Considera che fra i miei alunni, io insegno alla facoltà di lettere, della facoltà di lettere vere e proprie in realtà sono pochi, perché sono pochi in numero assoluto gli studenti della facoltà di lettere. Non è una facoltà, cioè l'università federale è molto rinomata per quanto riguarda le materie scientifiche, ingegneria, poi non so, diritto, medicina, questi sono i poli di attenzione. Lettere sì, è importante, ma non è molto, molto richiesta. Però fra i miei alunni, sempre per questa questione della disciplina isolata, cioè della materia che si può prendere in maniera autonoma rispetto al proprio piano di studi, io ne ho tantissimi proprio di queste facoltà che studiano l'italiano perché sperano un giorno di fare un intercambio in Italia o di venire in vacanza in Italia. Quindi ti coinvolgono, immagino, in discussioni legate al turismo italiano, al cibo, no? Sì, al cinema, non so. Sì, no, perché poi, scusami, Rosalba, ma poi io e Rossella alla fine finiamo sempre lì, no? Perché siccome ci piace il Brasile, così come ci piace viaggiare in tutti i paesi, allora alla fine noi cogliamo l'occasione di parlare con le persone come te che sono in questo momento su questo territorio per dire ma che si fa di bello quotidianamente? Tu come vivi la tua quotidianità lì? Cioè, al di là del lavoro, no? Quindi una volta che esci dalla scuola. Senza entrare nei dettagli, perché è chiaro che no, sono vabbè, così in genere, ecco. Sì, anche diciamo, sì, diciamo che non è, il mio lavoro non si limita soltanto alle lezioni, chiaramente ci sono anche attività di tipo culturale, non so, proiezioni di film, incontri con le persone. Adesso sabato prossimo, anzi no, questo sabato, scusami, faccio fare un'officina di pizza per i bambini della segreteria municipale. Sarebbe più o meno l'equivalente della nostra scuola elementare. Questo assessorato si è inventato un programma di insegnamento delle lingue straniere, fra cui anche l'italiano. È partito lo scorso semestre il corso pilota di italiano, sono circa 16-17 bambini, più o meno la nostra scuola elementare come età, e adesso finiscono e siccome mi diceva la responsabile che sono bravissimi, interessantissimi, appassionatissimi, abbiamo pensato di fargli fare un incontro con un pizzaiolo italiano, un napoletano che vive qui a Belo Horizonte, che gli insegnerà a fare la pizza. Quindi io domani pomeriggio sono fuori per mettere a punto questo incontro. Questo progetto particolare da mediatore culturale alla fine, complimenti. Quindi speriamo di vedere qualche foto allora sul profilo, o perché non la carichi direttamente su Facebook in Insegnare all'estero, dove alla fine ci siamo incontrati. Non posso perché sono bambini. Dovrei avere un liberatorio. Sì, qui in Brasile sono molto, ma molto rigidi per quello che riguarda la pubblicazione delle foto, di quello che riguarda i bambini. Però tu fai una foto, li fai girare di spalle, quelle la metti, le altre no, dai, così almeno noi vediamo la pizza, vediamo l'ambiente, cioè insomma sogniamo. Allora, momento, le cose non sono così tutte rose e fiori. Io nelle foto che vi ho mandato, ve ne ho mandata anche una di una pizza. Sì. Non so se l'avete vista. Le stiamo mandando sul canale YouTube, tra una e l'altra. Allora, c'è una pizza che è divisa in due metà. Una metà è con la Nutella, l'altra metà è con mozzarella e pomodoro. Per questo dici. E questa è una delle meno peggio, perché vi posso garantire, credetemi, che qui c'è la pizza col budino in mezzo. C'è una pizza rotonda al centro, c'è il creme caramel.
Viva la fantasia! E lo so, a te mancherà la pizza tradizionale dopo un po', questo è il classico. Però è anche vero che la fantasia vince sempre su tutto. Quindi... Diciamo che la parola pizza è una parola magica che apre tutte le porte e quindi poi... Esatto. Ascolta Rosalba, invece al di là insomma della cucina, che è un po' uno stereotipo, però è anche vero che quando si parla con qualcuno che non è in Italia subito dice nomina i piatti, ecco, è inevitabile, uno stereotipo però. Quali sono gli altri aspetti della cultura, della civiltà italiana che colpiscono, che sono più noti o dei quali si parla di più, insomma, magari? Vabbè, fino a qualche anno fa, quando sono arrivata io, il nostro campionato di calcio era molto seguito, insomma, riscuoteva notevolissimo interesse. E c'è molto interesse per il cinema, specialmente i ragazzi, insomma, i ragazzi tra i 18 e i 25 anni sono interessati al cinema italiano, la musica, specialmente i nuovi cantanti tipo, non so, Mahmood, questi che si sono fermati ultimamente, questi trapper che sono abbastanza famosi. E non stranamente, perché il Brasile è un paese dove il design è di altissima qualità, c'è molto interesse per il design italiano, soprattutto i mobili, soprattutto le macchine. Ecco, quindi va bene, quindi confermiamo tutti gli stereotipi, insomma, perché sappiamo di essere... Se siamo bravi nel fare quelle cose, è chiaro che siamo riconosciuti per quelle cose. Bravi e belli, quindi... È vero, Va bene, allora. Grazie. Belo Orizzonte non è sul mare, non ho idea di dov'è in realtà. No, Belo Orizzonte è a 700 km da Rio de Janeiro ed è a 1000 e passa metri di altezza. Ok. Si trova nell'entroterra di Minas Gerais, quindi circondato da miniere, da diamanti e anche un po' da foreste. Foreste sì. Montagne, verde. Per ora le foreste ci sono, va bene. Casomai l'anno prossimo chiameremo di nuovo Rosalba per affrontare qualche altro tema un po' più specifico. No, qui ancora c'è molto, molto verde perché la zona delle miniere fortunatamente è abbastanza concentrata. Quindi sì, ci sono ancora grandi spazi verdi, bellissimi, cascate. Non è affascinante come potrebbe essere Rio de Janeiro, però anche Minas Gerais merita. Benissimo. E poi è la terza metropoli del Brasile dopo San Paolo e Rio, quindi un posto veramente grande. A me ricorda una Torino gigantesca per alcuni aspetti, però insomma, esatto. Però insomma è un bellissimo posto. Io ci ho vissuto qualche anno alla scuola Fondação Torino, giusto? Esatto, e devo dire che ho conosciuto personali, colleghe e insomma amministratori veramente molto, molto interessanti e disponibili, una bellissima popolazione, e poi parlare il portoghese per noi italiani è anche affascinante, come per loro parlare l'italiano, insomma. Va bene, grazie per averci raccontato un po' di te, per averci fatto ritornare, nel mio caso, a ricordi un po' lontani, ma anche non troppo, e soprattutto stai chiudendo questa nostra ultima trasmissione della terza serie, quindi un onore, insomma, che dal Brasile chiudiamo in bellezza, per poi ripartire magari la prossima stagione. Comunque, grazie Rosalba per essere stata, se resterai con noi, stai pure qui con noi se vuoi, oppure ci vediamo sui canali social dove ci sono tutti gli insegnanti che sono motivati per partire all'estero. Va bene? Grazie mille. Ciao. Grazie Rosalba Principato da Belo Orizzonte, Brasile. Vai.
passa da passa. Stan Sargent. Stan Sargent. Bene, Un mondo d'amore, David Boato Trio, e David Boato ce l'abbiamo adesso qui con noi. Ciao David. Ciao, un abbraccione Bentornato. steso Bentornato. Allora, con anche a Rosalba, che David la vedo lì. Ecco. avevo messo con David Rossella, Omar, forse non ci siamo ancora beccati o sbaglio? No, No. non ci siamo ancora visti, io sono qua a Liegi per quello, ma Ah. vengo al vostro concerto quanto prima, alle Ecco. vostre performance, assolutamente. Fantastico. Bene, sento che sta piovendo a dirotto qua. Comunque, con David di cosa? Perché l'abbiamo chiamato David? L'abbiamo chiamato perché David, che è un grande trombettista, maestro di tromba, suona, ma è anche fra gli artefici del Litorale Jazz Festival, assieme al nostro regista Gianluigi Bergamo, e con una sfida che è partita così veramente mostrando un coraggio da leoni, come si dice, e siamo arrivati quest'anno alla Terme, e quindi in luglio ci sarà una settimana di musica di altissimo livello. David, vuoi raccontarci un pochino che cosa succederà? Con grande piacere. Allora, intanto sottolineo che l'ideatore vero di questa cosa è Gianluigi, che è anche la colonna portante del festival, ecco. E io mi sento cioè di dare un piccolo contributo, ma piccolo rispetto a quello che è. Guarda, non parlo perché ho mal di gola. Infatti oggi posso dire di tutto con grande soddisfazione, perché sei zittito, poverino. Anzi, guarisci presto, ma non troppo presto. Allora, intanto Gianluigi è il bassista di una band che si chiama City Bandland. City nel senso di CT, nel senso di cavallino tre porti, Bandland. Ed è una band formata diretta, amatori. diciamo, da Paolo Donà, che è un trombettista della zona, e con un sacco di musicisti dei paraggi che arrivano un po' dalle isole, un po' appunto da C'è Cavallino. una band lagunare. Una band lagunare che ci piace che esista, una jazz band lagunare. Sì. E loro apriranno il festival. Quest'anno hanno messo su un repertorio nuovo e un sacco di brani
I componenti li dovrai dire tu, dovrai Sì, vabbè, ma scoprire. questo sì, esatto. C'è la voce terribile. Diciamo che la mia idea poi per la presentazione del festival è un po', ne parleremo, dove la City Bandland non suona tantissimo, ma presenteremo gli ospiti e comunque per sentirci suonare domenica, casomai venite qua a Cassavio che facciamo già un'uscita. Ecco. E quindi abbiamo il martedì 18 con la presentazione Il del martedì festival 18 con noi che che la City suoniamo Band e ovviamente se tu ci Ah, sei apre le danze, io apriamo. sarò una specie di zombie perché arriverò da Umbria Jazz Festival, per cui in genere non dormo per 15 giorni, Se no arrivo che sono potremmo fare più. anche un collegamento skipper così ti riposi un po'. Ecco, sì, esatto. Potrei dormire in amaca mentre voi suonate. Esatto. Ecco, mi metto in un'amaca in palco. Poi mi svegliate all'inizio e alla fine. Mentre Ho in mezzo per fare un solo. Ecco. sì, il mercoledì 19 che rientra nella rassegna di film estivi che organizzo anche quello. Ecco lui. Sappiate che se c'è una cosa organizzata da qualcuno, cioè credete organizzata da qualcuno in qualche posto del pianeta, probabilmente è stato Zambino di Gianluigi Bergamo. Vabbè, insomma, nella rassegna dei film, come ormai è d'abitudine in questi 3 anni, ci mettiamo un film musicale e quindi questo mercoledì 19 abbiamo il film Respect, no, la storia di Aretha Franklin. Aretha Franklin. Molto esatto. bello, un film molto bello, commovente anche. Per bello. un pelo non hai scelto la vita di Tina Turner. Sì, esatto. Se succedeva cascava a fagiolo. Vabbè. No, viene lo stesso. Giovedì... Comunque, grande film. Sì. Giovedì, e devo ringraziare la Eagle Pictures che ci ha autorizzato a proiettarlo nonostante il film fosse nuovo, insomma. Ah, bello, bravi. Sì, esatto. Se vuoi continuo io perché ti sento sofferente. Vai. Il giovedì 20 ci sarà il primo concerto degli esteri, diciamo, di coloro che arrivano da fuori, anche da Venezia va bene. E comunque quest'artista che è Lika Ceccato si abbina anche molto a quello che avete detto fino adesso, cioè visto che è una artista brasiliana, tra l'altro ha un cognome italiano, per cui è nata in Brasile, a San Paolo, ma è legata a doppio filo con Venezia e con il territorio italiano, diciamo, nonché con il Giappone, perché lei è una specie di star in Giappone, fa delle cose strepitose. Io ho avuto la fortuna di conoscerla in tenera età, cioè avrò avuto 14 anni, 13-14 anni, forse addirittura 12-13 anni. Vabbè, Adesso insomma, non perché cambia sposò tanto. un mio amico sassofonista che adesso vive a Boston, ma che all'epoca appunto viveva a Venezia, poi hanno divorziato, storie varie. Se volete vi racconto tutta la storia di Lika. No. Però a parte non voglio farmi gli affari suoi, poverino, magari voleva tenere tutto quanto. No, ma lì che l'abbiamo già chiamata qua a Radio Nostra, è già venuta. Ok, quindi è nostra amica. Lika, io adoro come canta, nemmeno il caso di dirlo, e lei si fa accompagnare da 4 musicisti che tra l'altro ho la fortuna di conoscere. Stefano Scutari. Volevo dire, uno è Stefano Scutari, che è un gigante, scusate, ma perché nel frattempo mi è arrivato un messaggio che non capivo. Che abbiamo avuto anche l'anno scorso l'abbiamo apprezzato. Ma l'avete avuto per la versione veneziana, per il festival veneziano, sì. Esatto. Che organizza adesso anche quello. Stefano Scutari è uno degli esperti in musica brasiliana che abbiamo da queste parti, per cui
un duo, è un duo fantastico, e loro hanno lavorato in duo parecchio tempo, invece verranno in quintetto con Beppe Costantini, altro esperto di musica brasiliana, flautista, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria. Con Davide Ragazzoni spezzo una lancia, siamo anche colleghi al Conservatorio di Padova. Siamo appena diventati colleghi, lui è un veterano, diciamo, io sono appena entrato. Conservatorio di Padova, intendo. E Davide è un altro esperto di musica brasiliana e di musica latinoamericana in generale. Infatti a un certo punto noi avevamo un gruppo insieme che si intitolava The Sound of Latin Jazz, cioè assolutamente pretenzioso come titolo, ma devo dire che facevamo veramente... Era azzeccato. Sì, era azzeccato, facevamo un sacco di cose interessanti, solo che siccome Davide, oltre a suonare musica brasiliana e musica latinoamericana, suona tantissimo anche con tanti cantautori e cantanti famosi, tra cui Annaci, la Patti Bravo, chi altri? Beh, Angelo Branduardi naturalmente, perché sta lavorando con Branduardi adesso da tanti anni ormai, e adesso non mi vengono in mente tutti gli altri, ma è una specie di istituzione batteristica dei cantanti e cantautori italiani, ha suonato per tantissimo con tantissimi, era sempre in giro in tour e noi dovevamo andare a fare i concerti di un gruppo capitanato da Davide Ragazzoni, e invece ogni volta dovevano chiamare un sostituto perché era sempre occupato. Per cui ho suonato con tantissimi batteristi, Andrea Pivetta per tanto tempo, e poi adesso non mi ricordo chi altri c'era in quel gruppo lì che sostituiva. Comunque questa serata sicuramente avrà... Questa volta c'è e siamo sicuri che ci sia, per cui... E sarà molto affascinante. Tra l'altro, non sapendo che fosse il giovedì 20 luglio, l'avevo cercato di prendere anch'io per una data che avevo a Mestre, e tra l'altro il 20 luglio vi tradisco perché suonerò a Mestre, e dovevo suonare con Davide. E invece Davide mi disse di no perché gli aveva appena chiesto disponibilità a Stefano Scutari. Non sapeva bene per che cosa, ma aveva detto di sì, per cui il giovedì 20 non poteva suonare. Ecco, dopodiché questo sarà la serata Brasile, che sarà veramente strepitosa. Io consiglio a tutti di esserci perché sarà da brividi. Altro concerto molto interessante, perché noi cerchiamo di valorizzare molto il territorio, a differenza di altri festival che chiamano sempre quelli da fuori. Noi invece cerchiamo di dare una mano ai giovani musicisti, esatto, dell'entroterra e anche della costa. Ecco, è il caso di questo quartetto che è capitanato da Mario Palusci, oh mio Dio, Palusci, albanese. Sei tu che l'hai scritto sbagliato. Sì, di origine albanese, ma parla veneziano meglio di te. No, ma è nato in Albania, è venuto qua che aveva 3-4 anni, è completamente ormai veneziano. Assolutamente. Sì. Con Francesco Meli alla chitarra, Sebastiano Ballot al basso elettrico e Nicola D'Amico batteria, che sono tutti della zona, tra l'altro, sì, e molto bravi. Esatto. Il quartetto dedica la serata a Cedar Walton, che è un pianista gigantesco che ho tra l'altro avuto l'onore di conoscere prima della sua dipartita. E ha passato parecchio tempo in Italia e ha suonato anche con parecchi italiani, aveva un suo quintetto qui, per cui per l'occasione abbiamo invitato Roberto Rossi, che è un trombonista favoloso, che era appunto il trombonista del quintetto e sestetto di Cedar Walton quando appunto viveva in Italia,
Insomma, questo gruppo dedicherà la serata appunto a Cyril Walton e avrà anche un ospite d'eccezione come Roberto, che è un esperto della musica di Cyril Walton, chiaramente, e nonché uno dei più grandi trombonisti mondiali. Giuro che è un gigante mondiale, per cui se non avete, e anzi non avete di meglio da fare quel giorno, per cui andate. È impossibile che ci sia qualcosa di meglio. È impossibile, assolutamente, di meglio di questo non può essere. Per cui venerdì 21, Mario Palucci Quartet, special guest Roberto Rossi. Sabato 22 c'è una nostra conoscenza, un infiltrato che si inserisce, scherzo, in realtà io e Lorenzo Conte, che è il contrabbassista di questo gruppo, siamo diciamo coloro che hanno fatto nascere il progetto. E questo gruppo, il progetto si chiama Kind of Miles, e suoniamo brani di Miles Davis in versione quintet degli anni ruggenti di Miles, diciamo prima però del periodo elettrico. Io adoro Miles anche nel suo periodo elettrico, non sono uno con preconcetti come alcuni dei miei colleghi che apprezzano solamente la parte acustica, diciamo, dell'uomo. Io invece adoro tutto. Però in questo caso suoniamo, diciamo, la musica che lui proponeva tra gli anni 50 e gli anni, diciamo, fine anni 60, metà anni 60, prima della svolta elettrica. Qualcosa anche della svolta elettrica, ma ancora quando era in embrione, diciamo. E il gruppo è composto dal sottoscritto alla tromba e al flicorno, da Robert Bonisolo, che è un gigantesco sassofonista canadese che adesso si è trasferito in Italia e ha suonato con Tom Harold, non so neanche, dovrei leggere il suo curriculum, però secondo me facciamo prima a dire con chi non ha suonato, perché ha suonato con musicisti pazzeschi, ed è un gigante. Io lo consiglio vivamente, anche questa serata qui è un gol, diciamo. C'è Luca Mannuzza al pianoforte, che anche lui è stato grande collaboratore di Fabrizio Bosso, ma anche di una valanga di altri musicisti americani, italiani, uno dei più grandi pianisti che abbiamo in Italia. Lorenzo Conte appunto al contrabbasso e Matteo Rebulla alla batteria, gigantesco batterista anche lui, ultra gettonato in Italia. Lorenzo ha appena finito una tournée europea con, adesso non oddio, faccio una delle mie gaffe tremende perché non mi ricordo più chi era il gruppo questa volta. Vabbè, non però importa. Insomma anche Lui Lorenzo è una specie di personaggio che suona con, cioè gli americani quando vengono in Italia al 90% dei casi c'è lui al contrabbasso, ecco. E per finire, domenica 23 luglio daremo uno spazio a un gruppo capitanato da Marcello Tonolo, altra icona del jazz italiano, nonché un gigante di pianista, nonché fino a poco tempo fa direttore della sezione jazz del Conservatorio Pollini di Padova, che adesso ha ceduto il passo a Michele Polga, e lui interverrà con un gruppo di studenti davvero fuori, come si dice? Fuori dal normale. Esatto, non volevo dire proprio così. C'era Sono studenti eccezionali. C'è una parola che adesso mi sfugge. Dei fuori classe, ecco, volevo dire fuori classe, classe del conservatorio. Poi. Abbiamo Antonio Macchia, gigantesco trombettista, nonché mio allievo, ma anche di tanti altri, prima di Marco Tamburini e di tantissimi altri, perché ha già una certa età e adesso sta facendo il biennio al Conservatorio Pollini. Tommaso Bullo, che già abbiamo sentito l'altro anno suonare con il gruppo col nome giapponese che adesso mi sfugge,
È difficile. Sì. Ecco, che presentavano tutti i brani loro. E, Tommaso Bullo suona il sax alto, Marcello Tonola al pianoforte, nonché capitano del gruppo, Federico Lincetto al contrabbasso, altra icona degli emergenti contrabbassisti del Veneto, Max Verrillo alla batteria, che anche lui si è piazzato nel Veneto, ma è di origini leccesi, se non erro, forse ho detto la mia gaffe della serata, comunque un gigantesco batterista, e Irene Lovato alla voce. E il gruppo presenterà un repertorio totalmente di jazz italiano, per cui hanno riarrangiato alcuni brani e scelto altre icone che non so se sapete, ma Chet Baker a un certo punto, in una collaborazione con Enrico Pierannunzi, ha suonato dei brani composti da lui. Infatti uno di questi verrà eseguito quella sera, che si chiama Nightbird, se non erro. E poi insomma un'altra valanga, tra cui anche il sottoscritto ha dato dei brani, ma non so se li eseguiranno perché vediamo se erano abbastanza in stile. Ecco, e qui si conclude la settimana di concerti, non proprio settimana, diciamo. Vabbè, 6 insomma, giorni. abbiamo già aumentato di 2 giorni. Beh, Esatto. dalla prima edizione venerdì, sabato e domenica, seconda edizione giovedì, venerdì, sabato e domenica, questa terza edizione martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, insomma. Bravo. E questo aumento però di giornate cosa ha fatto sì? Che sono aumentati anche i costi. Mi aspettavo Quindi E quindi adesso potete vedere sulla schermata YouTube che c'è un codice Q-Code. Ecco, col telefonino inquadrate il Q-Code, funziona anche dallo schermo, ho provato adesso io e quindi funziona, inquadratelo. Quindi niente scuse. Inquadratelo e donate anche 5 euro, 10 euro, 20 euro, 30 euro, insomma quello che Allora, sì, potete. no, diciamo, ricordiamo Migliaia di che euro. tutti i concerti sono gratuiti e quindi vale la pena di spesicchiare quello che pagheremmo per una serata, se ci andasse bene, perché potrebbe essere anche più, insomma, no? Quindi non è un grandissimo sforzo per avere una settimana di buonissima musica. Alcuni di questi musicisti li abbiamo già avuti l'anno scorso e è veramente meraviglioso vedere e sentire soprattutto che cosa ricavano dagli strumenti. E anche David Boato fa parte di questi musicisti che abbiamo avuto il piacere di vedere e di sentire. Quindi, Teniamo presente che cerchiamo sempre di proporre almeno progetti completamente diversi dalla volta precedente, ecco. Certo. Allora scusa, c'è anche da dire sempre con gli stessi, ecco. c'è da dire che il festival ha il patrocinio e anche un contributo da parte del comune di Cavallino Tre Porti, quindi abbiamo il contributo del comune che però non basta, quindi Elogiamo l'assessorato alla cultura. Sì, Alberto Ballarin, che lui ci ha creduto subito a questo festival e che ci ha dato, diciamo, carta bianca per farlo. e diciamo che anche il successo, no, delle serate delle prime 2 edizioni ha rafforzato l'idea. Io posso solo ringraziare qui 2 dei maggiori organizzatori, anche se in modi diversi. Io sarò solo spettatrice e mi divertirò tantissimo come sempre. Quindi vi sono grata. Rossella, per chi abita lontano e non può venire a Venezia, cosa fa? Può ascoltarvi? Ci sono un sacco di bellissimi alberghi di tutte le categorie. E di tutte Per chi non si può muovere. Allora, per chi non si può muovere, la donazione la può fare sempre. Però non può ascoltare. No, può ascoltare, sì, può anche ascoltare perché li mettiamo sempre in streaming, in diretta streaming, quindi si può ascoltare. Certo, l'audio Radio Nostra? Su Radio Nostra, certo, l'audio streaming non è
questo granché. Però, insomma, se dopo aspetta un po', adesso si possono ascoltare tutti i concerti fatti nelle altre 2 edizioni su Radio Nostra. C'è la playlist Litorale Jazz Festival, ci sono tutti i concerti che fatto con una telecamera migliore del telefonino, quindi il formato audio è Devo dire migliore. che Gianluigi Bergamo, oltre che un gigantesco organizzatore, è un grande cameraman. Sì, vabbè, ma Riesce il sempre... il programma non è che è su di me. No, ma io voglio elogiarti perché No, ma è giusto, è giusto. perché No, è bravo perché piazza la telecamera benissimo nei posti giusti e poi, insomma, riesce sempre a fare un ottimo lavoro. è Spezzo vero. una lancia anche per i fonici che sono stati bravi in tutte le 2 edizioni precedenti. I primi erano i fratelli Targhetta con anche, com'è che si chiama Con lui? Marangon. Esatto, un gigante. E poi la seconda edizione c'è stato Renzo Rossi. Renzo Rossi, esatto, bravissimi anche loro. E la terza E edizione sarà quest'anno, nuovamente Targhetta, Carlo Targhetta. ecco, di nuovo No, siamo tornati alla famiglia Targhetta. esatto. Eh, Va E bene. quindi, Bene, grazie David per questa galoppata, suona tutto benissimo quello che hai raccontato, quindi bene, Bene, siamo andati lunghi, ma questa è l'ultima puntata si trasmissione, poteva. puntata, esatto. E adesso c'è la sigla finale suonata dalla CT Bandland. Yeah. allora per E tutti i quindi, nostri ascoltatori che si sentissero orfani durante l'estate, che non sanno cosa ascoltare, ovviamente possono ascoltare in streaming il Jazz Festival, ma possono anche cercare le puntate che magari hanno perso, hanno voglia di riascoltare. Molte erano su animali, dalle api agli elefanti, perché noi non tralasciamo nessuno, sui problemi ambientali, anche su cose divertenti, quindi su libri, consigli di lettura, qualche consiglio per stare bene, quindi c'è una varietà, insomma, quindi si può andare a ripescare nel palinsesto di questa stagione e non vi abbandoniamo del tutto, qualcosa verrà sì, caricato esatto. durante l'estate. E intanto grazie a tutti quelli che ci hanno seguito con attenzione, ogni tanto ci arrivano, insomma spesso ci arrivano dei riscontri e ci fanno molto piacere. Va bene, David, grazie per la tua presenza. Dopo Grazie a voi. non andare via che restiamo collegati. E basta, ci sentiamo con la prossima stagione. Ciao a tutti, ciao Omar. Ciao a tutti, grazie per averci ospitato come insegnanti all'estero e speriamo di ritornare con voi. Love me, why not you call me? Can't you see?